peculiarità del contesto ambientale e paesaggistico richieda appunto la massima trasparenza e quindi la possibilità di agire a carte scoperte, ma al tempo stesso pensiamo che ci sia finalmente la possibilità di mettere ordine e di creare qualcosa di adatto e dignitoso e presentabile, adatto appunto a questo contesto, e la possibilità di rispondere a una domanda, un'esigenza che è presente nella popolazione d'Italia. Quindi l'invito è a procedere il più celermente possibile e con appunto un criterio di trasparenza e di partecipazione. Grazie. Grazie Presidente. Passiamo ora all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon dal titolo Degrado dell'area situata all'intersezione tra canali dell'orologio e fiume Livenza. Relazione all'assessore Tesi. L'area oggetto dell'interpellanza consiste in una zona drenale nell'asta di confluenza tra i canali dell'orologio e il fiume Livenza. L'area demaniale è strettamente di competenza del livello civile regionale. Inutile precisare che ogni intervento di bonifica e pulizia aspetterebbe il bene civile. Comunque, negli anni passati questa amministrazione è intervenuta per una generale bonifica. Purtroppo l'area è accessibile da chiunque con qualsiasi mezzo, nonostante il Comune abbia installato una sbarra per impedire l'accesso, o meglio consentire l'accesso sulla via. Difficile risulta delimitarla o recintarla tutta perché ci sarebbero difficili materiali di risulta. Tuttavia l'ufficio nei primi giorni di giugno si è attivato con l'ASO per un primo sommario intervento di pulizia e in programma un ulteriore prossimo intervento entro la fine del mese di settembre. Grazie Assessore. Capogruppo Zanon, prego. Grazie della risposta. Volevo solo sottolineare che per fare la pulizia in quell'area alla fine di settembre vuol dire praticamente farla alla fine della stagione turistica, tenendo in conto che per l'uomo ci sono anche delle attività fiscali di rilievo, quindi chiudere la porta quando i vuoi sono già scappati. No, noi la prima l'abbiamo fatta, se si ricorda, Capogruppo Zanon, eravamo intervenuti anche come amministrazione anni fa, che comunque è anche vero, avevamo possibilità ben diverse sotto l'aspetto economico. Adesso è stata fatta il primo intervento e adesso vediamo come continuare, perché comunque il suggerimento che ci è dato dalla sua interpellanza ha trovato comunque un riscontro immediato, questo devo sottolineare. Poi vedremo un attimo come poter continuare la migliorazione. Grazie Assessore. Passiamo ora all'interpellanza dal titolo Cantiere edile un anno dopo, presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon. In relazione all'assessore Tesi. In risposta all'interpellanza presentata dalla lista Civica per il Cambiamento nella seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile si riferisce per quanto concerne la modifica del regolamento per l'allestimento di esercizio di cantieri edili. Si richiama la risposta dell'interpellanza del 23 luglio 2012, con la quale veniva ribadito all'ordinino comunità di variare l'equilibrio ormai consolidato da 8 anni, equilibrio che soddisfa gli interessi e le richieste sia degli operatori del turismo che quelli del settore edile. Per quanto concerne i criteri in base ai quali viene concesso al suolo pubblico, nel rispetto del regolamento stesso è compatibilmente con le esigenze della stagionalità, l'entità delle lavorazioni della zona di intervento, estendendo la giunta comunale, concede suolo pubblico a chiunque deve intervenire a seguito di lavori formalmente autorizzati. Si è sempre cercato, soprattutto nei mesi precedenti all'estate, di istruire le domande di espansione suolo pubblico con attento riguardo alla zona del centro storico, alle zone più prossime al mare e quindi vicino alle attività hoteliere e commerciali. È difficile, se non impossibile, con un regolamento disciplinare, far coordinare esigenze opposte, quelle delle attività turistiche con quelle edilizie, distinguendo anche diverse zone come quelle del centro storico, zone più distanti dal centro, zona prossima al mare, zona verso l'orologio, addirittura zona sassonessa, per non parlare delle zone poco caratteristiche ordinate. Per il rilascio dell'esplosione suolo pubblico per attività edilizie, l'amministrazione ha sempre comunque tenuto conto di diversi aspetti ed obiettivi, quali l'inquinamento acustico ed atmosferico, il disagio dei produttivi e dei cittadini in generale, la pubblica incolumità, le condizioni economiche, le difficoltà che gravano sui committenti, soprattutto in questo periodo, lo sviluppo e la qualità dell'ambiente integrato e il ricordo urbano.
Grazie Assessore. Passiamo ora all'interpellanza dal titolo Dirigenti in Consiglio Comunale presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanoni. Relazione al Sindaco. Rispondo per punti all'interpellante capogruppo. Portata la scissione tra argomenti di indirizzo e controllo per provvedimenti amministrativi con aspetti tecnici, faccio osservare che tale suddivisione è già in atto, prevedendo il regolamento del Consiglio Comunale la trattazione in apertura di seduta delle comunicazioni del Sindaco e di interpellanze, ed essendo orientata la nostra prassi a riservare l'ultima fase temporale del Consiglio la discussione di mozioni, la risoluzioni e ordini del giorno. La fase centrale della seduta è perciò dedicata alla discussione e approvazione di atti deliberativi che possono richiedere l'apporto collaborativo nel corso della discussione con dei dirigenti. Quanto alla collocazione in corso tra i dirigenti del Consiglio, la questione è stata da me trattata come segretario direttamente con i dirigenti. Ne è emersa una soluzione condivisa che prevede, nel caso di necessità di intervento del dirigente durante la discussione, la sua sostituzione nel posto attualmente normalmente occupato dal segretario, il quale per tempo necessario si sposterà nel posto lasciato vuoto a fianco dell'assessore Minoia. Non si prevedono rimostranze da parte del segretario, visto che la proposta è stata da lui stesso avanzata. Punto 3. Esposizione di temi specialistici da parte dei dirigenti. Riteniamo si tratti di una prassi già in uso. Ovviamente qualora l'assessore incaricato di relazionare risulti a conoscenza delle questioni anche di carattere tecnico, non vedo perché dovrebbe interrompersi per lasciare la parola al dirigente per poi magari riprendere le esposizioni su aspetti di opportunità o di merito. Quanto alla conclusione, nella quale si evoca una gestione della cosa pubblica completamente in mano ai dirigenti, rispondo brevemente all'affermazione. Va precisato che non si condivide in assoluto una tale impostazione, che sembra magnificare gli aspetti fondanti di una sorta di collettivismo burocratico di stampo sovietico. Non forse la sua posizione è semplicemente riconducibile ad un'insostenibile volontà di insinuare l'incapacità degli amministratori della cosa pubblica a prescindere dal contenuto complessivo e dal significato delle loro dichiarazioni. Grazie Sindaco. Grazie signor Sindaco, mi pare che siano stati fatti già dei passi avanti nel voler dare dignità alla figura e alla presenza del Consiglio dei dirigenti comunali attraverso le soluzioni che lei ha adottato. Anche io volessi insinuare niente, è che tante volte dalle letture delle risposte di alcuni assessori emerge evidente che non è proprio farina del loro sacco, ma degli uffici dei nostri dirigenti. Quindi mi aspetterei alle volte anche delle risposte più politiche, in maniera che possiamo discutere dal punto di vista così politico in Consiglio e non soffermarci solo su delle descrizioni diciamo tecniche degli argomenti. Grazie Dottor Zanoni. Passiamo ora all'interpellanza dal titolo Crollo di Palazzo Sanchete e San Gaetano, presentata sempre dalla Civica Antonio Zanoni. Relazione al Sindaco. Si riscontra l'interpellanza di lista civica per il cambiamento presentata nel corso del Consiglio Comunale del 29 aprile 2013 avente ad oggetto crollo Palazzo Franchetti e San Gaetano. L'argomento sollevato afferisce ad una serie di edifici oggi pressoché abbandonati e che in un passato non molto lontano hanno costituito la sede aziendale della proprietà Franchetti e San Gaetano. È un insieme di fabbricati realizzati nei primi decenni del secolo scorso e di diverso pregio architettonico. Lo stato di abbandono, l'assenza di interventi manutentivi e lo sviluppo incontrollato della vegetazione hanno di fatto favorito il degrado edilizio e i crolli, che al momento attuale riguardano l'edificio rustico situato nella parte sud-est nelle adiacenze del fiume Lenne. L'amministrazione comunale conosce bene il sito di San Gaetano ed è a conoscenza che anche i crolli evidenziati nell'interpellanza non sono riferiti al Palazzo Franchetti, ma a un edificio adibito in passato da messo rustico. In generale va evidenziato che ancora nel 2006, con il censimento del patrimonio immobiliare in zona agricola, gli edifici sono stati verificati con puntualità ed in seguito a ciò
a quelli meritevoli è stato attribuito un grado di tutela. La pressoché totalità degli edifici di cui si tratta hanno grado di protezione 4 del piano regolatore, che costituisce il massimo grado di tutela. È oltremodo risaputo che i vincoli di protezione che vengono posti con i piani regolatori disciplinano gli interventi e le destinazioni d'uso in modo da salvaguardare l'integrità fisica dei beni, ma nulla possono fare di fronte alla eventuale inamovibilità del proprietario, che è maggiore laddove l'intervento si presenta particolarmente oneroso, anche alla luce del fatto che non esistono più soluzioni e contributi da parte degli enti pubblici. Il Comune ha potuto accertare che in tempi abbastanza recenti l'area e gli edifici di cui si tratta sono stati oggetto di compravendita e risulta noto il nominativo del nuovo proprietario. L'ipotesi di un utilizzo museale appare poco percorribile se pensiamo a quanto l'amministrazione comunale sia stata operando in termini di impegno economico, di risorse umane e di tempo per cercare di vedere ultimato il museo archeologico del mare, opera peraltro di base di definizione. Sarebbe quanto mai utopistico pensare a un ulteriore museo della bonifica e dell'agricoltura a San Gaetano. Su questo argomento l'interpellanza ci invita a vedere le opere pittoriche dei vedutisti veneziani del Settecento. Noi vorremmo invitare il capogruppo a vedere le difficoltà di sopravvivenza del museo, ad esempio del museo della civiltà contadina di Torre di Mosto. Faccio presente che questa amministrazione comunale infine intende comunque promuoversi presso la competente sovrintendenza al fine di classificare gli edifici di cui si tratta tra quelli tutelati ai sensi dell'articolo 10,3 del decreto legislativo 42/2004 denominato Codice Urbani, quali architetture rurali aventi interesse storico ed antropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Grazie signor Sindaco, sono parzialmente soddisfatto delle sue risposte. Mi sarei aspettato una delibera sia del Museo dell'Archeologia Marina sia anche una delibera almeno nei desideri anche per quello che può essere un museo della nostra civiltà contadina, sapendo delle difficoltà economiche di questo momento particolare. Ma io volevo anche sottolineare il fatto che questa sede museale può essere una sede museale per quanto riguarda i ricordi di questo personaggio che ha frequentato quelle zone e che si chiama Ernest Hemingway, e qui ci viene rubato praticamente sia dall'amministrazione comunale di Legnano, che ne fa un premio avventura letteraria nazionale, e anche recentemente da alcuni operatori turistici che hanno in qualche modo venduto la figura di Hemingway, tanto è vero che all'ingresso di Tavola per un po' di tempo c'è stato anche un cartellone pubblicitario che riguardava un progetto turistico organizzato addirittura, mi pare, da un centro commerciale di Noventa di Piave. Allora, a fronte a tutto questo, il museo può essere anche un museo virtuale, un museo di ricordi, un museo che porta a cavolo quella che è stata la cultura, che riguarda soprattutto quel periodo che va intorno agli anni praticamente 50-70, che ha visto un'epopea la pesca della caccia, la presenza di Hemingway e di tante avventure che sono successe a San Gaetano, che non è solo un centro agricolo ma anche un centro di ricordo culturale. Grazie capogruppo, prego Sindaco. Sì, di fronte allora a questa specificazione, effettivamente specificazione che richiede un minor impegno di spesa e valorizzare anche un'attività diversa da quella da me menzionata nella risposta, ci teniamo a valutare la cosa sotto una diversa prospettiva. Grazie Sindaco. Passiamo ora all'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Amacaule dal titolo Interrogazione sull'ordinanza di sospensione delle opere eseguite nel senso di titolo abilitativo relativo alla preferenza. Relazione al Sindaco. Si rende necessario chiarire preliminarmente che gli interventi edilizi che negli scorsi mesi hanno interessato la terra Galizia sono 3. Attività di edilizia libera riguardante opere di manutenzione del tetto con efficacia dal 5 novembre 2012, una DIA del 16 luglio 2012
con l'applicazione del cosiddetto piano casa, che contempla le opere di ampliamento di attività verriera con efficacia il 17 gennaio 2013 ed infine un permesso di costruire parzialmente a sanatoria con l'applicazione della scheda relativa alla cosiddetta variante alberghiera del PRG e l'ampliamento con il piano casa che è stata rilasciata in data 29 aprile 2013. L'abuso edilizio contestato riguarda solo le opere relative al permesso di costruire perché iniziate prima del rilascio dello stesso, ma in presenza del nulla osta paesaggistico, come correttamente evidenziato nell'interrogazione. È del tutto evidente che in presenza di un cantiere le cui opere edilizie erano legittimate da 3 specifici titoli edilizi, risultava pressoché impossibile stabilire se e quale parte veniva realizzata abusivamente. Ciò poteva essere accertato solo con un sopralluogo da parte del personale addetto, con la scorta degli elaborati approvati, cosa che peraltro è stata fatta dai tecnici del settore urbanistica e edilizia privata, congiuntamente con il personale della polizia locale, in seguito alla segnalazione fatta dal comandante. Per questo motivo ritengo che non sia corretto nell'interpellanza fare riferimento al fatto di chiudere gli occhi. Per quanto attiene invece alla direzione dei lavori, va evidenziato che in nessun atto o documento in possesso dell'ufficio edilizia privata risulta essere indicato quale direttore di lavori l'architetto Alessandro Zusso. L'unico riferimento all'architetto Zusso è stato erroneamente fatto nel tabellone di cantiere. A riprova di ciò è il fatto che successivamente al sopralluogo l'ufficio edilizia privata ha invitato i soggetti interessati, sia il committente che l'impresa, a rettificare il contenuto del tabellone. L'unica persona indicata quale direttore di lavori nelle pratiche agli atti dell'ufficio comunale risulta essere l'ingegner Diego Sedran, con studi di Porcia, e ciò sia per gli aspetti architettonici sia per quelli strutturali. A conferma di quanto si sostiene, nella pratica di variante in corso d'opera al protocollo numero 4520 del 7 febbraio 2013 è stato indicato nel frontespizio della domanda l'ingegner Sedran quale direttore di lavori. A riguardo di ciò, l'ufficio, tuttavia, con nota 14.713 del 6 maggio 2013, ha invitato il suddetto professionista a confermare o meno per iscritto la propria posizione di direttore di lavori e con successiva nota 15.804 del 14 maggio 2013 l'ingegner Sedran ha convalidato il proprio ruolo di direttore dei lavori. Grazie Sindaco. Prego, capogruppo commesso. Sì, grazie, buonasera. Dunque, come si dice tante volte, a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si azzecca. In questo caso ho pensato male e ho sbagliato a aver pensato male. In verità sono stato indotto a pensare male, proprio perché c'era quell'errore che mi ha detto anche lei, signor Sindaco, sul tabellone diceva che il direttore dei lavori era l'architetto Alessandro Zusso. E confesso, ho pensato, ho fatto anche, si capisce anche dal testo dell'interpellanza, ho pensato che ci sia stato un atteggiamento da parte del dirigente, come dire, di uso il termine di servilismo nei confronti di una persona che, pur essendo un professionista, è anche impegnata politicamente in consiglio comunale, per cui la cosa non risultava. In verità, e chiedo scusa per aver pensato male, e la cosa si profila ancora più grave. E perché? Perché non è la prima volta che scopriamo che si fanno le domande, non si aspetta la risposta, si cominciano i lavori sperando che vada tutto bene. Io un paio di anni fa ho avuto occasione in consiglio comunale, mi ricordo di aver detto se potevo dire qualcosa fuori dal microfono, perché era all'ordine del giorno un lavoro che era stato eseguito, chiaramente eseguito. In questo caso quindi abbiamo una conferma di un modo di fare probabilmente di alcuni professionisti che a volte deborda in quello che è l'abuso edilizio, cioè come dice l'ordinanza di sospensione in assenza di titolo abilitativo. Non c'era il permesso di costruire e per questo si è usata una tecnica che ho capito dopo,
quel tabellone era riferito alla DIA. La DIA è la denuncia di inizio attività, così mi hanno spiegato i tecnici, per la quale non serve l'asseverazione, cioè non serve dichiarare dopo 30 giorni si possono cominciare i lavori senza ulteriori pratiche. Su quella DIA, che quindi non riguardava i lavori di sopraelevazione ma solo i lavori di ristrutturazione interna, si fa una variante a quella DIA che però prevede la sopraelevazione, per la quale ci vuole il permesso di inizio di intervento. Quindi è un trucco, se vogliamo, ancora peggiore di quello che poteva essere l'atteggiamento che erroneamente aveva attribuito all'ufficio urbanistica. È proprio un modo di operare che si ripete, ripeto spesso, non è successo solo quella volta che citavo quando vedo una cosa fuori il microfono, ma mi ricordo anche di altri casi. Come dire, fa la domanda, domani che lavori e dopo il permesso arriverà. Questo è l'atteggiamento classico, tipico. La cosa mette, e chiedo scusa ai dirigenti e agli impiegati dell'ufficio urbanistica, sono sicuro che mette in difficoltà prima di tutto l'ufficio urbanistica. E se queste cose sono fatte, perpetrate da chi ha anche delle responsabilità politiche, sono ancora più gravi. Grazie. Collega, il gruppo commisso citato è veramente un caso che peraltro a me non è noto perché non ho fatto riferimento e quindi non posso difendere l'operato dell'ufficio urbanistica nel merito, non conoscendo di quale questione sta parlando, per poter anche essere inventata per quello che so io. Però vi posso confermare anche nella veste di assessore dell'urbanistica, che si è ottenuto la delega, che in realtà l'operato dell'ufficio, per quanto posso vedere io, è ineggetibile sotto il doppio profilo. Nel senso che quando noi riceviamo, come nel caso in questione, una richiesta di accertamento da parte privato che segnala un possibile abuso edilizio, immediatamente la segnalazione si arriva dalla polizia locale, viceversa dall'urbanistica, viene interfacciata per l'altro ufficio e immediatamente portata all'attenzione del dirigente che attiva l'ufficio per il sopralluogo. Per cui sostenere la tesi che non si intervenga mi pare abbastanza improbabile. Peraltro l'ufficio fa comunque i suoi accertamenti di diritto d'ufficio senza la necessità della segnalazione del parte privato. Non possiamo essere con l'organico che abbiamo certamente presenti in tutto il territorio comunale, in tutti i cantieri che ci sono. Vi confermo che l'attivazione da parte dell'ufficio autonoma sussiste. E vi confermo anche che di fronte alla segnalazione da parte privati i tempi tecnici di intervento sono pressoché immediati, come nel caso di specie. Un gruppo commesso, prego. Sì, io non sono un politico puro, per cui non invento niente, quello che dico è vero, e allora se lei probabilmente non ricorda, ma qualcuno in questa serie potrà confermare, un paio di anni fa, non ricordo, era venuto in consiglio comunale l'approvazione di un lavoro che io volevo fare di quel nome l'Hotel Tritone, no? Tritone, sì, di un collegamento con la passeggiata a mare che era già stato realizzato. Io, se lei non so, la ricostruzione della vicenda, questa è verissima. Tra l'altro, ripeto, io non ho chiesto anche scusa di aver pensato male, quindi potevo anche non dire niente, ai dirigenti che sono superintendenti e impiegati comunali che fanno sicuramente il loro lavoro. Questo sì, criticavo l'atteggiamento di tutti quei professionisti che hanno a che fare continuamente con gli uffici comunali e che per motivi che attendono alla consuetudine, magari hanno anche all'amicizia oppure ai rapporti privilegiati, se vogliamo, prevaricano spesso e volentieri quella che è la norma, sconfinando spesso nell'abuso edilizio. Questo è semplicemente. Allora, io mi riporto alle considerazioni che sta riferito, perché a parte che non conosco un caso che è avvenuto quando io non ero in consiglio comunale, sul punto immagino che era stata un'interpellanza e sia stata data risposta, ritengo peraltro che non sia stata esaustiva. No, sulla vicenda poi so che è stata aperta un'indagine, perché ho visto la termine, conseguentemente poi non so che fine abbia fatto, però se lei cerca troverà la traccia di questa vicenda.
Grazie al gruppo commisto. Passiamo ora all'ultima interpellanza presentata sempre dal gruppo consigliare Amatnaule, dal titolo Affermazione del consigliere Pellegrini, relazione al sindaco. Grazie Presidente, come ha visto il consigliere Porin, già accogliendo un po' la sua richiesta formulata questa sera, abbiamo sforato dell'ora regolamentare per la risposta alle interpellanze in modo da chiudere tutto il ritardo che abbiamo accumulato in questi mesi. Sì, la risposta all'interpellanza presentata in Consiglio Comunale il 27 maggio 2013 dalla lista Amacaule avesse all'oggetto le affermazioni del consigliere Pellegrini Lorenzo nel Consiglio Comunale il 29 aprile scorso, secondo le quali lo stesso sarebbe stato oggetto di minacce e o intimidazioni nella sua attività politica. A seguito di tali dichiarazioni, il consigliere Pellegrini ha riferito per le vie brevi di aver presentato denuncia all'autorità giudiziaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 329 Codice di procedura penale, vige il segreto investigativo. Se tuttavia il consigliere Pellegrini ritiene di fornire informazioni non coperte dal segreto investigativo e che allo Stato non sono note a questa amministrazione comunale, all'occorrenza procedendo in ordinanza segreta ex articolo 41,3 del regolamento del Consiglio Comunale, e sempre che intervenga richiesta motivata dagli tre consiglieri, lo stesso, credo su istanza del Presidente, è pregato di intervenire e il dibattito potrà anche essere aggiornato in seduta segreta. Grazie Sindaco. Passiamo al gruppo commisto per... Sì, grazie. Il tempo, come dire, ripiana e toglie la pressione tante volte alle vicende. Io sono stato poco tempestivo all'epoca, avrei voluto fare un'interpellanza urgente fondamentalmente dopo le affermazioni del consigliere Pellegrini, non per ritirare, come dite, la lama nella ferita, ma solo perché mi segnalavano veramente gravi, e adesso mi fa piacere essere conosciuto del fatto, questo lo volevo dire, se il consigliere Pellegrini avesse esposto denuncia, e non far cadere, come dire, nel vuoto un fatto che ritengo comunque gravissimo nella comunità di Caole. Io non ero mai venuto a conoscenza di consiglieri comunali minacciati e intimiditi nella loro attività di consiglieri comunali. Questo è un fatto che secondo me andava denunciato con più forza rispetto a quanto era stato fatto in quel Consiglio, per cui ho reiterato la richiesta, che viene dopo diversi mesi, per cui la cosa magari si è un po' calmata, si è un po' assorbita. Comunque mi fa piacere sapere che è quello che volevo chiedere al Consigliere Pellegrini, se aveva dato conto della situazione. Grazie gruppo commisso. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale sedute precedenti. Voti favorevoli? Unanimità. Approvato. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno. Indirizzi in ordine alla gestione del mercato ittico comunale. Relazione al sindaco. Con nota dello scorso 21 luglio, una società cooperativa mercato ittico di Grosso Caule Scal, a seguito delle assemblee sociali del 12 e 26 luglio, ha reso nota all'amministrazione comunale la volontà di rilasciare l'immobile di proprietà comunale sito in via Sensonessa e destinato al mercato ittico a far data dal 30 settembre 2013. Detto rilascio, che sostanzialmente comporta il recesso dal rapporto di concessione in corso con la cooperativa, è una diretta conseguenza della grave crisi che ha colpito la pesca in tutti i suoi settori, riconducibile alla carenza delle risorse energetiche, alla restrittività delle vigenti normative riguardanti sia la tipologia delle maglie da pesca e le attrezzature da utilizzare, non consone alla peculiarità del prodotto dell'Alto Adriatico, sia la doppia del pesca, l'aggravamento dei costi, al mancato conferimento del pescato da parte di alcune imbarcazioni, oltre che alla sempre maggiore concorrenzialità. Le circostanze evidenziate dalla cooperativa, riferibili in generale a qualsiasi forma di gestione esternalizzata del mercato ittico, rendono necessario per il Comune garantire la continuità del servizio a mente del ruolo svolto dall'ente per la tutela e promozione della pesca e per lo sviluppo del turismo, finalità espresse nel titolo primo dello Statuto Comunale, principi generali e programmatici, nell'ambito delle finalità di perseguimento dell'interesse pubblico,
Va considerato che il settore della pesca riveste un'importanza fondamentale sia come risorsa economica della comunità, sia per la correlazione della tradizione locale, sia per i positivi riflessi di questa sugli elementi di richiamo turistico della città di Caore. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 2 luglio 1998 veniva approvato il regolamento del mercato ittico nel Grosso ai sensi per gli effetti della legge regionale Veneto 20 del 1979. Tale strumento normativo, che assume una particolare valenza nel caso di gestione comunale del mercato, risulta tutt'oggi applicabile nonostante il tempo trascorso per le parti non incompatibili con la normativa sopravvenuta. In questa fase di avvio delle attività del mercato a regia comunale sarà quindi utilizzato il regolamento citato e nel frattempo sarà avviata l'istruttoria per la revisione di tale strumento. In tale ottica va interpretata la venuta soppressione della commissione di mercato prevista dall'articolo 5 del regolamento, in quanto organismo non considerato indispensabile ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, con deliberazione propria numero 14 del 26 febbraio 2013, e comunque soggetto a cessazione ai sensi dell'articolo 12 supplementi del decreto legge 95 del 2012, la cosiddetta spending review. La gestione diretta del mercato ittico, in base alle previsioni del regolamento suddetto, è una scelta organizzativa preferenziale, considerato il dato letterale dell'articolo 3, che qualifica ente gestore del mercato ittico all'ingrosso il Comune di Caore. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di assumere la gestione diretta in economia del mercato ittico comunale con impiego prevalente di personale comunale e utilizzo di beni patrimoniali e strumentali di proprietà comunale, introitando i proventi del servizio al bilancio dell'ente, di formulare i seguenti indirizzi in ordine alle modalità di gestione del servizio. Organizzazione di una fase sperimentale dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013. Le risultanze di tale fase saranno utili ai fini dell'inserimento del servizio nella programmazione economico-finanziaria dei prossimi esercizi, bilancio annuale 2014 e bilancio triennale 2014-2016. La fase sperimentale, in base ai livelli di efficienza e di soddisfazione dell'utenza riscontrati, e a condizione dell'inserimento negli atti di programmazione citati, potrà essere prolungata fino al trasferimento della sede del mercato ittico nell'immobile in corso di realizzazione in riva delle Caoline. Detto trasferimento sarà preceduto da apposito atto di indirizzo del Consiglio, adottato sulla scorta dei dati a consuntivo della gestione precedente. Applicazione del regolamento del mercato ittico al Grosso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 2 luglio 1998 e successive modifiche, per le parti compatibili con la normativa sopravvenuta. L'utilizzo delle risultanze della fase sperimentale ai fini dell'istruttoria del procedimento di revisione del regolamento stesso. Prevalente impiego di personale comunale tramite mobilità interna e istituti di flessibilità, con possibilità di esternalizzazione delle attività praticabili o riferite a professionalità non reperibili all'interno dell'ente, ad esempio servizio veterinario, pulizie, gestione aste, affiancamento iniziale. Rinvio a successivi atti di programmazione finanziaria di competenza consigliare da adottarsi precedentemente all'avvio del servizio relativamente all'inserimento dell'attività nel bilancio di previsione per l'anno in corso. Di dare atto che il servizio sarà assegnato al settore urbanistica ed edilizia privata comprendente le attività produttive, mentre le seguenti funzioni afferiranno ai settori indicati a margine: polizia di mercato alla polizia municipale, gestione contabile al settore finanziario. Grazie Sindaco. Consigliere Giro, prego. Grazie Presidente. La realtà della proposta di delibera nasce da una semplice ma fondamentale. Molto
conosco l'obiettivo del pareggio di bilancio della gestione del adesso dall'articolo 3 del regolamento, si chiede come tale pareggio potrà avvenire se questo obiettivo non è stato raggiunto dai privati. Tenuto conto che la gestione privata è sicuramente meno onerosa di quella pubblica. Non pensiamo sia difficilmente possibile e che l'amministrazione si troverà nella situazione di dover ripianare i costi di gestione con l'esborso di soldi di tutti i cittadini. Sarebbe infatti impensabile la riduzione di tariffe più alte relative alla conoscenza, la percentuale sul venduto, avrebbero come conseguenza la fuga di chi ancora conferisce la produzione. Il tema del conferimento del pescato al mercato merita il nostro avviso di riflessione. Come tutti sappiamo, una parte consistente del pescato non viene conferito, in quanto, come si diceva anche ieri nell'incontro con l'operatore di questa sala, alcuni ritengono che più facile gestione e economicamente più remunerativo il conferimento diretto al commissario commissionario. Allora c'è da chiedersi se l'istituzione e la gestione del mercato ittico, così come previsto dal regolamento, abbia ancora senso, o se vale la pena, approfittando della fase di sperimentazione, attraverso un'attenta e approfondita indagine del mercato, sondare altre soluzioni che possono dare risposte più incisive per contrastare la crisi del settore. È evidente infatti che se il pescato non verrà conferito per la sua maggior parte al mercato, questo non avrà futuro. Quindi a nostro avviso devono essere create quelle condizioni che rendono più facile la gestione economicamente più remunerativo il conferimento al mercato, per esempio attraverso una maggiore valorizzazione e caratterizzazione del prodotto o il trattamento dello stesso come già avviene per altri tipi di pescato nella nostra natura. Negli anni le varie amministrazioni che si sono succedute hanno destinato somme ingenti al mondo della pesca. Risulta il settore che più di tutti ha usufruito delle strutture messe a disposizione a carico di tutta la comunità. Ma ciò non è bastato a fermarne il bottino. Infatti, come tutti sappiamo, ulteriori valutazioni saranno dimesse a breve. È evidente che le politiche adottate dalle passate amministrazioni non hanno dato risultati. Quindi, per restare sul tema dell'argomento, a nostro avviso è obbligatorio un cambiamento di rotta. È necessaria una strategia che nel medio e lungo termine possa dare delle risposte diverse. Quindi, caro Sindaco, posto che la gestione del mercato ittico è un passaggio obbligato e il motivo per cui il nostro sarà un voto favorevole, le chiediamo di dare oltre alla semplice istituzione burocratica della gestione da parte del comune del mercato, di affrontare politicamente il problema, esprimendo, magari prima di dare in funzione del nuovo mercato, un progetto che possa realmente risollevare le sorti della nostra marineria, finché la nuova gestione non finisca nel solito baraccone, magari oggetto di una gestione di esperti, magari con tutta la comunità. Grazie consigliere Gino. Sono altri interventi? Consigliere Laura?
utilizzino per terminare le campagne. Allora, la posizione del nostro gruppo, della lista civica, in merito al provvedimento che è in discussione è la seguente. Noi in linea di principio riteniamo che condivisibile e positiva una gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale del mercato ittico. Questo non solo perché ci sono degli obblighi di legge che comunque in questi anni, pur essendo nel mercato ittico comunale, abbiamo sperimentato una gestione di concessione affidata ad una cooperativa privata. Ora il Comune si appresta, con questa fase sperimentale di 3 mesi, a svolgere una gestione diretta e quindi si appresta, per la prima volta credo nella storia di Capre, si appresta a gestire direttamente, quindi a svolgere da attore protagonista un ruolo importante all'interno di un settore produttivo altrettanto importante e strategico qual è il mondo della pesca. È la prima volta che succede ed è un passo storico, è un passo importante, una scommessa ambiziosa alla quale l'amministrazione comunale non si sottrae e questo è a nostro avviso un segno positivo. Una scommessa che, come si diceva in commissione, come il sindaco aveva presentato in commissione, ha come obiettivo strategico politico quello di portare ad una riunificazione, auspicabilmente una riunificazione, una ricompattazione della marineria da Orlota, che invece in questi anni, da quando è fallito, anzi da prima che fallisse il consorzio Peschereccio e poi successivamente ancora di più, ha sperimentato una diaspora, una dispersione che ha quindi un atteggiamento individualista delle varie cooperative che hanno pensato ciascuna di veicolare il prodotto al commercio secondo le scelte individuali proprie di ciascuna cooperativa. Ora il Comune quindi, e quando dico il Comune si intende la comunità, la collettività di Capre, che l'amministrazione agisce in nome e per conto di tutti i cittadini di Capre, quindi i cittadini di Capre si fanno carico di un servizio nuovo, che è il servizio mercato ittico a ridosso, un servizio che diventa comunale a pieno titolo e quindi come tale un servizio che il Comune giudica strategico, importante, essenziale, tanto quanto altri servizi, quindi non so, la costruzione e manutenzione degli edifici scolastici o la gestione della casa di riposo, tutti i servizi utili e necessari per la collettività. Quindi se ne fa carico la collettività, l'ho detto il consigliere Marco Giro, la collettività di Capre si fa carico di questo nuovo servizio con tutti gli oneri che questo comporta. Oneri che sono già stati in qualche maniera messi in campo e assunti dal Comune quando si è trattato di adeguare la sede provvisoria del mercato ittico di Sansonessa, e sono state spese alcune decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, scusate, oneri che verranno spesi nei prossimi mesi per completare la nuova sede del mercato ittico, e stiamo parlando di circa 850.000 euro. Certo sappiamo bene che non sono fondi che attingono direttamente al bilancio comunale, perché c'è di mezzo un contributo regionale, c'è di mezzo un contributo comunitario, quindi io direi ancora meglio, vuol dire che contribuiscono i cittadini del Veneto, che contribuiscono i cittadini europei a sostenere la pesca di Capre. Tutto questo ci chiama, noi che dobbiamo votare, quindi l'amministrazione comunale, ci chiama a una grande responsabilità. Perché quando si utilizzano i soldi pubblici, qualcuno dice va bene, Magna Maria che paga il comune, tanto paga tante ore. Qualcun altro invece pensa, e questo è il nostro pensiero, che si deve essere chiamati ad una, se possibile, maggiore responsabilità rispetto all'utilizzo di soldi privati, perché sono appunto soldi di tutti. Quindi
Ho detto in premessa, secondo me fa bene il Comune a svolgere questo ruolo in prima persona, perché probabilmente la speranza è che questa funzione super partes al Comune possa in qualche maniera far sì che vi sia una convergenza, un superamento delle ruggini o dei dissidi che purtroppo hanno diviso e hanno spaccato il mondo della pesca di cavole, rendendolo più debole, rendendolo meno competitivo rispetto ad altre marine lieve. Quindi il Comune come arbitro super partes potrebbe, si spera, assumersi un ruolo di anche pacificazione della litigiosità o comunque della diffidenza reciproca che c'è in questo momento all'interno del mondo della pesca. Questa però responsabilità di cui si fa carico il Comune, quindi tutta la collettività, tutti i cittadini, deve trovare però sull'altro fronte, cioè sul fronte dei diretti interessati, quindi sul fronte del mondo della pesca, un altrettanto senso di responsabilità, un altrettanto elevato senso di responsabilità, nel senso che sappiamo bene che un mercato funziona se ci sono alcune condizioni di base di fondo. Bisogna che ci sia il prodotto, bisogna che qualcuno porti il prodotto alla vendita, e più è alto il quantitativo di questo prodotto, più si riescono a sfruttare anche prezzi migliori per la legge del mercato. Il mercato funziona quindi se i produttori, i pescatori, conferiscono il prodotto. L'altra condizione è che ci siano gli acquirenti, i commercianti, che anche questo non è da dare per scontato. E questo dipende dalla capacità di gestione di chi ha in mano il mercato. E anche qua il Comune è chiamato a mettere in campo una professionalità che è inedita, perché non appartiene all'esperienza del Comune. Dicevo, è la prima volta nella storia che il Comune di Calve gestisce in modo diretto. Quindi questi 3 mesi di sperimentazione, poi magari se ne saranno altri nei primi mesi del 2014, dovranno servire veramente a costruire una professionalità in grado poi di far funzionare il mercato in maniera seria, competitiva. E quindi come fare per convincere, perché poi alla fine non si può obbligare nessuno, soprattutto gli operatori privati, i pescatori non possono venire obbligati a vendere il proprio prodotto nel mercato comunale del Calve. Però si può fare un lavoro di persuasione sul piano morale, sul piano culturale, perché questa responsabilità, come dicevo, non può essere a senso unico. Questo avere a cuore i destini della pesca di Calve, in quanto fattore produttivo importante, in quanto elemento culturale e storico importante, in quanto, lo si dice nel testo della delibera, elemento anche di attrattività turistica. Ecco, questo avere a cuore la pesca non può essere solo appannaggio e un problema che si pone solo la collettività di Calve mediante l'amministrazione comunale. Penso che gli attori